Era il 15 maggio del 1946. Il consueto pastone circa i lavori del Consiglio dei Ministri, diramato dalle agenzie di stampa a tutti i quotidiani italiani, conteneva anche una notizia riguardante la nostra isola. Il Consiglio ha poi approvato lo Statuto per la Regione Siciliana, sul quale la Consulta aveva già espresso parere favorevole. Tale Statuto sarà rimesso alla Costituente perché venga inserito nella Costituzione del nuovo Stato italiano. Si trattava del decreto numero 455, con il quale veniva istituita la Regione Siciliana. Dopo la promulgazione, avvenuta il giorno successivo, con la firma di Umberto di Savoia e la controfirma del guardasigilli Palmiro Togliatti, il testo normativo era pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 giugno 1946. A quasi 2 anni di distanza, il 26 febbraio 1948, una volta confermato dalla Costituente, lo Statuto dell'Autonomia Siciliana diveniva parte integrante della Costituzione italiana. Le strutture dell'autonomia prendevano così corpo, appagando un lungo sogno che aleggiava sul processo di stratificazione di una civiltà culturale di altissimo livello. Sul corroborarsi di un fiero sentimento autonomistico nelle nostre popolazioni aveva inciso la particolare realtà geopolitica dell'isola e l'essere stata essa teatro di contese e di conquiste, con il risultato della naturalizzazione degli invasori. Il 25 maggio del 1947 aveva luogo in Palermo, nella cornice di Palazzo dei Normanni, la solenne seduta inaugurale dell'Assemblea regionale siciliana. Venivano così riaperti i battenti di una sede prestigiosa. Proprio lì erano state gettate le basi dello Stato moderno, grazie ad un istituto parlamentare che, primo in Europa, esercitava un controllo sul monarca. L'onorevole Calogero Lopresti, eletto nella lista del Blocco del Popolo di Catania, fu chiamato, in ragione della sua maggiore anzianità, a presiedere provvisoriamente l'Assemblea. Avendo pertanto il compito di tenere il discorso ufficiale, egli esordiva con queste parole: «Debbo alla mia anzianità il privilegio e l'onore di presiedere la prima adunanza del Parlamento regionale, espressione di quella autonomia che, per libero mandato del popolo siciliano, abbiamo il dovere di custodire gelosamente e di difendere. Giustizia per la Sicilia! A questa condizione realizzeremo delle grandi cose e daremo esempio di civile saggezza a quanti, non sempre con simpatia e comprensione, guardano a noi, di qua e di là dallo stretto, anche fuori dei contesi confini della patria». Quello Statuto speciale siciliano. Ecco perché facciamo questa manifestazione a Palermo il 30 di ottobre con il raduno a Piazza Ruggero VII alle ore 15:30 per chiedere ai nostri rappresentanti politici siciliani che devono reclamare seriamente, cose che non hanno fatto mai, questi benedetti decreti attuativi. Tra i vantaggi che la Sicilia avrebbe grazie all'applicazione del suo statuto ci sarebbero le notevoli entrate che secondo alcuni calcoli produrrebbero un bilancio superiore di almeno 7 miliardi di euro rispetto a quello attuale. L'articolo 37 ci consentirebbe di avere di incassare le risorse per lo sfruttamento del sottosuolo in Sicilia, che sono tantissime ma proprio tante, e che...
piazza per rivendicare i diritti dei siciliani. Da 64 anni il popolo siciliano aspetta che i nostri governanti rendano attuativi tutti i codici della nostra Costituzione, che invece giacciono dimenticati in chissà quale cassetto polveroso. Certo. È vero? Direi polverosissimo, almeno, Polverosissimo. e forse ultra polveroso. La speranza è che oggi qualcuno pensi a questa nostra voglia di autonomia e necessità di indipendenza, perché poi in fondo essere indipendenti è una necessità che i siciliani abbiamo per gestire il nostro stesso patrimonio che oggi, come sappiamo tutti, viene dilapidato al massimo. Sicilia bella, Sicilia bella, ci sento cuore nascita moretta, non posso io pensare che sopra lo scritto sarà, da grande uomo che lo paro scurerà, che tutti i pesci pescheranno a passare all'occhio fuori, aspettano solo che qualcuno ci rumora. La Sicilia è ricca di risorse, come mai vengono sfruttate poco? Perché è colpa nostra, è colpa dei siciliani che non rivendicano i diritti di cui sono titolari, di cui ci sono leggi che ci riconoscono questo diritto e non sappiamo sfruttarli, non sappiamo richiederli. Sicilia bella, voglio giocare con la fulla, Sicilia bella, quando anche sai correre in manetta, l'occhio di Miria ci hanno sempre a mangiare, quallato terra volo sangue La Sicilia è una terra ricca di risorse, come mai vengono sfruttate poco? Perché la Sicilia dal 1946 ha avuto un'occasione storica per riprendersi tutto quello tolto dall'unità d'Italia, uno statuto che non è mai stato applicato e che sarebbe volano di sviluppo per la nostra terra. Noi siamo qua per manifestare proprio per questo, per far sì che i nostri politici a tutti i livelli facciano sì che applicando lo statuto ridiano dignità a un Parlamento che è il più antico del mondo, che diano dignità a questa terra martoriata, e speriamo che questa manifestazione faccia sì che questi nostri politici abbiano un senso di rimorso per quello che non hanno fatto. Siamo noi, siamo noi, siamo noi, la Sicilia siamo noi, siamo noi, siamo noi, la Sicilia siamo noi. Sicilia bella, Sicilia bella. Oggi è l'ennesima, io dico, modo di protestare, di manifestare un'incazzatura che ormai sentiamo tutti, ed è qualcosa che sta crescendo e sta montando, e allora la politica non può non tenerne conto e valutare se sia il caso di esaminare davvero come sta procedendo e quello che lo stato di abbandono in cui sta cadendo la Sicilia, perché di questo si tratta. Sicilia bella, voglio giocare con la fulla, Sicilia bella, quando anche sai correre in manetta, l'occhio di Miria ci hanno sempre a mangiare, quallato terra volo sangue sucare, gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pretempo e fanno case e casone, Sicilia bella, preda di fuoco e di sommarella, Sicilia bella, ci sento cuore nascita moretta, non posso io pensare che sopra lo scritto sarà, da grande uomo che lo paro scurerà, che tutti i pesci pescheranno a passare all'occhio fuori, aspettano solo che qualcuno ci rumora. Dell'autonomia siciliana. Perché è stata mai applicata? Dica lei. Io penso di no. Di chi è la colpa? Io non parlerei di colpe, sono interessi. Da parte di chi? Di tanti, e sappiamo tutti i nomi, guardi. Un messaggio ai politici siciliani. Ricordarsi che prima sono siciliani, poi politici. Invece un messaggio ai giovani? Ai giovani non abbattersi mai. Quindi c'è ancora speranza. Ci levano quella, siamo proprio KO. Sicilia bella, voglio giocare con la fulla, Sicilia bella, quando anche sai correre in manetta, l'occhio di Miria ci hanno sempre a mangiare, quallato terra volo sangue sucare, gli alliscia che alle case fanno ragione, caso pretempo e fanno case e casone, Sicilia bella, preda di fuoco e di sommarella, Sicilia
Sicilia bella, Sicilia bella. Ci sento cuore nasce Quando il decreto del 1965 dice che le imposte maturate in Sicilia spettano alla regione siciliana, sebbene le modalità attuative dovranno essere stabilite in un successivo decreto, la Corte Costituzionale ha la faccia di bronzo, faccio vilipendere dalla Corte Costituzionale, di dire c'è scritto maturate, ma si deve leggere riscosse, c'è scritto nero, ma si deve leggere bianco, perché i principi generali dell'ordinamento ci impedirebbero di creare questa eccezione solo per la regione siciliana. Che vuol dire questo? Vuol dire che se il Banco di Sicilia non esiste più per la terra, lo dico ai non addetti al lavoro, e diventa un credito di società per azioni, la riscossione dei 300 milioni di IRES, imposta sui crediti delle società, che ogni anno venivano da questo importantissimo istituto alla finanza regionale, saranno riscosse non più a Palermo, dove ha sede legale il Banco di Sicilia, bensì a Milano, dove ha sede legale l'Unicredit. Ma il reddito del Banco di Sicilia, sempre in Sicilia è prodotto, non è che è prodotto a Milano, però con questa interpretazione malevole, capziosa, quello che volete voi, questi 300 milioni l'anno, che sono moltissimo denaro, un terzo di miliardo, stiamo parlando di 300 milioni di euro, 300 milioni di lire, dall'anno prossimo affluiranno all'erario nazionale e non più alla Sicilia, che però per il federalismo si dovrà fare carico di tutte le stesse montagne. Questo lo diceva la misura Ecco. Ma non ne ha parlato Guardani, non ne ha parlato Renzi, non ne ha parlato Guardani, ma non ne ha parlato neanche il giornale di Sicilia, non ne ha parlato la Repubblica di Palermo, non ne ha parlato